Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Focus TG. Tanta cronaca anche oggi. 2 anziani sono stati rapinati in casa una notte da incubo a Mogliano Veneto. Ne parleremo tra poco con un collegamento in diretta, ma adesso andiamo a Padova per un'operazione della Guardia di Finanza e della Procura di Rovigo che hanno scoperto un sistema di frode nel settore del commercio del GPL. I dettagli di questa operazione in diretta da Valentina Visentin con Federico Cibotto, il nostro operatore. A te, Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Un sistema di truffa che veniva portato avanti grazie a dei tappi sigillo che consentivano all'organizzazione di travasare del GPL, trattenendo però attraverso un bypass una quota del combustibile, e così stavano truffando tantissimi acquirenti, tanti clienti. La truffa, la frode è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova in collaborazione con la Procura di Rovigo, che ha coordinato le indagini, perché questa frode avveniva soprattutto nel territorio della Bassa Padovana. Gli ignari clienti erano per lo più famiglie o aziende agricole che durante il rifornimento dei loro serbatoi non potevano accorgersi di nulla, perché appunto il fornitore azionava un bypass, quindi riuscendo però poi ovviamente a vendere questo GPL a prezzi concorrenziali. Ma ricostruiamo come avveniva la truffa nell'intervista realizzata pochi minuti fa dal collega Francesco Ratai ai finanzieri della Guardia di Finanza di Padova. Comandante, insomma, siete partiti da un controllo di routine su un distributore dove avete trovato delle bombole di gas che non hanno convinto gli operatori. Sì, erano delle bombole di gas non certificate, ovvero sia il tappo sigillo non riportava la garanzia del produttore, e quindi ci ha fatto capire che evidentemente provenivano, diciamo, da un mercato parallelo. Quindi siamo risaliti nella filiera ovviamente dell'acquisto. Ci siamo imbattuti in un'azienda autorizzata sì al trasporto e al conferimento del GPL, ma non a quello ovviamente dell'imbottigliamento nelle bombole del prodotto, insomma. Quando siete arrivati in questa azienda però un'ulteriore scoperta che porterà poi al sequestro dei mezzi, perché questi erano mezzi che possiamo dire erano taroccati. Sì, erano sostanzialmente 5 autobotti che avevano un meccanismo nella parte finale di distribuzione, di conferimento del prodotto, che era un po' alterato, nel senso che vi era una leva, quindi un bypass, che evidentemente poteva essere azionata all'occorrenza da chi poi conferiva il prodotto, che faceva di fatto ritornare una parte di questo prodotto nella cisterna, e quindi creava un danno nei confronti del cliente, che ovviamente non si poteva accorgere perché il misuratore comunque gli dava il quantitativo apparentemente corretto, e quindi, ma in realtà ne acquistava di meno, e una parte, diciamo, ritornava per poter essere poi venduto, diciamo, su mercati paralleli. È proprio nel mercato nero che veniva venduto il GPL frodato. Come avete sentito, l'indagine è partita da un controllo di routine in un distributore stradale. Alla fine si è arrivati al sequestro di 5 autobotti modificate e al sequestro di 26.000 litri di combustibile. I finanzieri hanno anche denunciato 2 soggetti per frode in commercio, appropriazione indebita e vendita di prodotti industriali, consegni mendaci e imbottigliamento abusivo di bombole GPL. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentina e Federico Cibotto, e restiamo a Padova con la cronaca giudiziaria. In tribunale entra nel vivo il processo al 42enne di Trieste, Alessio Battaglia, accusato di omicidio volontario e occultamento della 80enne di Limina che lo ospitava in casa. Interrogata l'ex compagna dell'imputato presente la notte del delitto.
È l'unica testimone del delitto, l'unica in grado di ricostruire cosa è accaduto la notte del 22 febbraio 2025, quando Alessio Battaglia ha ucciso l'80enne Franco Bernardo Bergamin, che da settimane lo ospitava nella sua abitazione di Limena. In corte d'assise del Tribunale di Padova è entrato nel vivo il processo al 42enne triestino accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Sul banco dei testimoni l'ex fidanzata di Alessio Battaglia, che la notte del delitto si trovava nell'abitazione di via Papa Giovanni XXIII, stava male, aveva i sintomi del Covid ma ha assistito alla lite. Una lite che, come ha ricostruito in aula, sarebbe iniziata dopo che Battaglia, aprendo il freezer, aveva fatto cadere dei bastoncini di pesce surgelati. Il 42enne triestino si sarebbe infuriato con Bergamin, che aveva toccato le sue cose, e avrebbe iniziato a colpirlo con schiaffi e pugni fino a farlo morire. Una lenta agonia, quella ricostruita dalla donna, che però contrasta con l'esito dell'autopsia sul corpo dell'anziano, secondo la quale sarebbe morto istantaneamente dopo un colpo di karate ben assestato al collo. La testimone ha raccontato che per ben 2 volte è intervenuto cercando di aiutare l'anziano sopraffatto dalle botte e dalla violenza di Battaglia, che poi l'ha mandata a dormire. Quando si è svegliata, Bergamin era già morto. È scivolato, le ha raccontato il compagno. Nei giorni seguenti, dopo che Battaglia aveva nascosto il cadavere dell'anziano in alcuni sacchi neri e cosparso la casa di profumatori per non sentire l'odore del corpo in putrefazione, la donna ha chiesto di tornare a Monfalcone. I due hanno preso un treno il 1° marzo. Il cadavere di Bergamin invece viene ritrovato il 5 marzo dai carabinieri. Battaglia viene arrestato a Monfalcone il giorno seguente mentre si trovava a casa di un amico. Grazie Valentina Visentin. E continuano gli assalti alle abitazioni in Veneto da parte di bande armate. 4 banditi hanno rapinato 2 anziani a Mogliano Veneto. Andiamo in diretta da Lina Paronetto con Nicola Marcato. A te, Lina. Grazie direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, con Nicola Marcato siamo di fronte al cancello di casa di 2 anziani, Gino Albaldo, Maria Boraldo, questi loro nomi, 86 e 81 anni. Ieri sera poco dopo le 20 hanno subito quello che nessuno dovrebbe subire, hanno suonato il campanello questi uomini, loro inavvertitamente hanno aperto, sono riusciti a entrare in casa in buona sostanza con una scusa. 4 rapinatori, 2 dei quali, stando alle testimonianze delle vittime, armati di pistola, li hanno fatti con la forza sedere sul divano, tanto che l'anziano di 86 anni è poi finito all'ospedale con un codice bianco, ma tante botte, ci ha detto poco fa, non a microfono, ma rientrando le uniche parole che ha pronunciato sono state quelle: ho preso tante botte. E allora anziani che si ritrovano questi 4 in casa, strappano alla signora la collanina d'oro dal collo, cercano in tutta casa qualcos'altro, preziosi, denaro, non trovano nulla, se ne vanno. Nell'andarsene si prendono la cautela di prendere i 2 telefonini degli anziani e poi buttarli qui nelle campagne. Sono stati recuperati questa mattina nelle immagini che ha girato Nicola Marcato, vedete i carabinieri della stazione di di Mogliano, che stanno indagando sull'episodio insieme ai colleghi del NOR. Visionare questi cellulari gettati a un centinaio di metri da qui verso i vigneti, verso l'uscita della stradina, e poi recuperarli mettendoli in apposite bustine per riportarli in caserma e repertarli naturalmente per cercare di capire se sopra siano rimaste eventualmente delle impronte di questi banditi. Armati, l'abbiamo detto, scappati, subito sono intervenuti l'ambulanza e i carabinieri. È un colpo, direttore, che ricorda molto quello compiuto in villa a Selvana, sempre ai danni di una coppia di anziani, e in quel caso della loro figlia rientrata in quei momenti poche settimane fa. In quel caso, lo ricorderete, il cane era stato poi rinchiuso in bagno perché non abbaiasse, perché non reagisse. Anche qui ci sono dei cagnolini, senza dubbio avranno abbaiato. Qui siamo però in una zona, come vedete, di campagna piuttosto isolata, e non è una zona in cui non siamo mai venuti, purtroppo. È già capitato negli anni scorsi di essere venuti da queste parti, noi con le nostre troupe, per dare conto di furti in casa, non episodi drammatici come quello che vi stiamo raccontando oggi. È caccia naturalmente alla banda da parte dei carabinieri, che tra l'altro ieri sera nel Villorbese
hanno compiuto un inseguimento proprio di un'auto che, a bordo della quale c'erano con tutta probabilità proprio dei ladri, quindi è una guerra senza sosta quella che stanno portando avanti le forze dell'ordine, tutte le forze dell'ordine nel territorio ogni sera per cercare di contrastare questo fenomeno di questi predoni. In questo caso, stando ai testimoni, parlavano in italiano, quindi nessun accento, nessuna inflessione particolare, che stanno purtroppo battendo, se non tutte, quasi le abitazioni e sappiamo bene anche le attività produttive. Per ora questo vi dobbiamo dire da Mogliano Veneto, e quindi direttore con Nicola Marcato ti restituiamo la linea. Grazie molte Rina Paronetto e Nicola Marcato. E non ha fine l'assalto alle case dei veneti. Ci sono stati anche altri colpi, un tentato colpo alla gioielleria Roman in centro a Rossano Veneto, però in questo caso i banditi sono stati messi in fuga. E verso le 2:30, 3, qualcuno ha cercato di entrare. Era un gruppo, penso, di 4 persone che hanno sforzato una porta blindata, sono riusciti a entrare, però hanno trovato la seconda, hanno trovato un muro blindato con dell'acciaio che non sono riusciti ad entrare, insomma. I malviventi non sono riusciti a portare a termine il colpo grazie alle alte misure di sicurezza prese dai titolari della gioielleria Roman in pieno centro a Rossano Veneto e grazie al pronto intervento dei vicini svegliati dal rumore della porta sfondata in piena notte. I banditi sono riusciti a scappare giusto un attimo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E grazie ai vicini che hanno chiamato subito le forze dell'ordine, dopo 10 minuti sono arrivati sia la polizia che i carabinieri. Furto sventato, a differenza di altri colpi portati a termine negli ultimi tempi ai danni di aziende orafe. Purtroppo questo è un elemento da mettere in conto facendo questo tipo di lavoro, dichiara Roman. Questo è un distretto orafo ed è normale, insomma. Siamo sempre stati sul mirino dei malviventi, per cui non cambia niente. Io sono nato in questo settore, per cui non capiterà, cioè capiterà sempre. Cioè siamo abituati e prendiamo le nostre precauzioni. Nel negozio di Via Salute è la prima volta che i ladri tentano di rubare, ma la famiglia, orafi di terza generazione, ha già avuto a che fare negli anni con i malviventi. Negli altri negozi sì, abbiamo avuto dei furti di notte, abbiamo dei tentati furti, abbiamo avuto una rapina nell'82, però insomma dai. L'importante, dice Roman, è prendere tutte le precauzioni necessarie. Ci sono le assicurazioni, ci sono le blindature, bisogna stare attenti come ci si muove. E poi come sempre basilare l'attenzione degli stessi residenti che, come in questo caso, non ci hanno pensato 2 volte ad allertare le forze dell'ordine che ora stanno svolgendo le indagini. Servizio di Vanessa Banzato e c'è stato un inseguimento, un lungo inseguimento tra Bassano, Cassola e Romano proprio sulle tracce di un ladro. Vediamo. È durato diversi chilometri un rocambolesco inseguimento da parte della polizia nei confronti di un 45enne marocchino senza patente e alterato dall'alcol. L'uomo verso le 23 di martedì si trovava nel parcheggio di Largo Parolini a Bassano a bordo della sua auto col motore acceso. Alla vista della pattuglia ha iniziato la sua fuga prima verso Viale delle Fosse, passando col rosso e mettendo a repentaglio l'incolumità anche dei pedoni in transito. Proseguendo sempre ad alta velocità in Viale Venezia, ha ignorato anche il rosso di Via Gaidon, imboccando alcune strade interne di San Giuseppe di Cassola, dove è transitato con altre manovre spericolate. La sua folle corsa è finita dentro la rotatoria al confine con Romano, da dove ha tentato un'inutile fuga a piedi. Portato in commissariato, alla fine si è dimostrato collaborativo con gli agenti, che lo hanno arrestato e multato per tutte le violazioni commesse, sequestrandogli la vettura risultata di sua proprietà. La bonifica dell'ex Miteni di Trissino dovrà essere eseguita dalle ditte individuate come responsabili dell'inquinamento. La conferma è arrivata ieri dal Consiglio di Stato che ha dato ragione alla provincia. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin con Andrea Benetti, se non ho visto male. Sì, vai Mirko, vai.
Buongiorno direttore, siamo all'esterno della sede della provincia, Palazzo Nievo. Proprio da qui ieri è arrivata la conferma a cui facevi cenno, questa decisione del Consiglio di Stato. Dunque chi ha inquinato deve provvedere alla bonifica. Meno di un anno fa, 26 giugno 2025, la sentenza di primo grado con 11 condanne e 4 assoluzioni per un totale di 141 anni. Più di 300.000 persone potenzialmente interessate dalla presenza dei PFAS nelle acque potabili tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Dunque una vicenda di portata non solo nazionale ma addirittura europea, perché si parla del più grande inquinamento di falda acquifera appunto a livello continentale. Il Consiglio di Stato appunto ieri si è pronunciato, adesso si dovrà procedere sul piano di bonifica che le stesse aziende avevano già presentato alcuni mesi fa. I dettagli nel servizio di Ivano Tolettini e poi linea allo studio. Non solo la messa in sicurezza della falda, ma anche la bonifica vera e propria del terreno contaminato dai PFAS e soprattutto un principio destinato a pesare ben oltre il caso Miteni. Chi ha controllato e gestito l'azienda che poi inquina deve contribuire economicamente al risanamento ambientale. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Veneto ed ha stabilito che Mitsubishi Corporation, la lussemburghese International Chemical Investor Group ed Eni Rewind devono partecipare ai costi della bonifica del sito di Trissino, da cui per decenni si sono diffuse sostanze perfluoroalchiliche nelle province di Vicenza, Verona e Padova, contaminando 350.000 persone e appunto 3 territori. Un intervento gigantesco, stimato attorno ai 100 milioni di euro, che riguarda uno dei più gravi casi di contaminazione ambientali non solo in Italia, ma nell'intera Europa. Secondo i giudici amministrativi, le multinazionali non possono limitarsi a sostenere di non avere responsabilità dirette. Il fatto di avere controllato e gestito lo stabilimento in precise fasi storiche comporta obblighi anche sul piano ambientale. Chi inquina deve bonificare. Nelle motivazioni il Consiglio di Stato richiama il principio europeo, rafforzando l'obbligo di intervenire non solo sulle opere immediate di contenimento, ma anche sulla bonifica integrale dell'area industriale. Sì, perché chi inquina paga. L'area ex Miteni è considerata l'origine della contaminazione che ha interessato centinaia di migliaia di persone. Per anni le sostanze chimiche prodotte nello stabilimento sono finite nelle falde acquifere e nella rete idrica, con conseguenze ancora oggetto di studi scientifici e monitoraggi sanitari. La decisione amministrativa si affianca al procedimento penale concluso nel 2025 con condanne pesanti per disastro ambientale e avvelenamento delle acque. Sul punto il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, spiega. Viene confermata la sentenza di primo grado e quindi l'individuazione dei responsabili dell'inquinamento per quanto riguarda la Miteni. Ora si tratta di definire con loro, che sono appunto stati definiti come i responsabili di questo percorso di inquinamento, quelli che saranno le pratiche di bonifica attraverso i maggiori esperti del settore e attraverso quelli che sono anche gli studi e le professionalità presenti in Regione Veneto, in ARPAV, in provincia di Vicenza e all'esterno. Si cercherà il percorso di bonifica, quello che è il progetto di bonifica migliore per l'area, e ci auguriamo quanto prima di poterlo presentare e di poterlo condividere con l'opinione pubblica. Servizio di Ivano Tolettini, oggi in regia ci sono Francesco Ceronna e Andrea Basso. Andiamo avanti con la cronaca, con la cold case di Sandra Casagrande, la pasticcera che venne uccisa a Roncade nel 91. C'è un indagato, Paolo Gorghetto, la cui moglie è stata ascoltata dai carabinieri.
Si continua ad indagare, a scavare nella vita di Paolo Gorghetto, il 57enne di Cendon di Silea, accusato di omicidio volontario, iscritto dopo 35 anni dal delitto nel registro degli indagati. I carabinieri hanno ascoltato nei giorni scorsi anche l'ex moglie dell'uomo e le persone vicine al presunto killer arrestato nel 2016 per resistenza pubblico ufficiale, occasione in cui gli è stato prelevato il DNA inserito dopo anni in banca dati. Grazie a questo i carabinieri hanno potuto identificare l'uomo. Una traccia del suo sangue è presente nel luogo della mattanza, una macchia nella tenda all'interno della pasticceria che incastrerebbe il 57enne. L'uomo tra l'altro era stato segnalato anche per il codice rosso proprio dall'ex moglie. Intanto venerdì inizieranno gli accertamenti del RIS di Parma su reperti consegnati dai carabinieri di Treviso alla presenza di legali e periti dell'indagato, delle parti civili e della procura. Si tratta di macchie presenti nella tenda, nel maglione indossato dalla donna, di un coltello usato per il delitto ed altri oggetti. Ci vorranno una ventina di giorni per avere la conferma del DNA. Se il risultato dovesse confermare che si tratta del sangue dell'aiuto cuoco, l'uomo potrebbe essere nuovamente interrogato dai magistrati. Già ascoltato una prima volta dal pubblico ministero, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Sandra Casagrande fu uccisa il 29 gennaio 91 con 22 coltellate. Lei avrebbe aperto la porta della pasticceria al suo assassino. Dopo 35 anni la verità su un giallo che sconvolse la Marca trevigiana. Diamo una notizia dal Mattino di Padova. Spray al peperoncino negli occhi mentre è alla guida. Uno schianto fuori da Villa Barbieri, e su questo abbiamo un servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Ha seminato il panico davanti ad una discoteca di Padova, arrivando ad aggredire con lo spray urticante un automobilista. Daspo e foglio di via di 4 anni per un 19enne disposti dal questore di Padova, Marco Dorisio. Secondo la ricostruzione della polizia, domenica scorsa alle 4 di notte, il 19enne italiano aveva prima colpito con una bottiglia di vetro il lunotto posteriore di un'auto su cui si trovavano 2 ragazze, poi aveva spruzzato il gas urticante in faccia al conducente, un 26enne, che aveva perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una vettura in sosta. Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 5 giorni. L'aggressione sarebbe stata scatenata dalla gelosia nei confronti di una delle ragazze a bordo dell'auto. Le volanti della questura, intervenute dopo diverse segnalazioni al 113, hanno trovato il 19enne trattenuto da un addetto alla sicurezza della discoteca. Identificato e accompagnato in questura, è risultato gravato da numerosi precedenti per minaccia, rapina, furto, lesioni, danneggiamento e percosse. È stato denunciato per lesioni personali aggravate e danneggiamento. Indagini serratissime per ricostruire il pomeriggio di follia vissuto a San Vendemiano. Alla base del regolamento di conti, con tanto di spranghe, ci sarebbe una violenza sessuale ai danni di una ragazza. Non risultano denunce formali, si procede nella massima cautela. Resta lo shock tra i residenti che si sono mobilitati per riportare nel quartiere la calma. Vediamo. I toni sono concitati, tesissimi, si parla addirittura di uno stupro avvenuto poco prima in un'abitazione non molto distante a San Fior, ma la cautela è d'obbligo nel ricostruire il pomeriggio di follia che si è concluso con una sorta di regolamento di conti in via Raffaello San Vendemiano tra almeno 4 giovani di diversa nazionalità, arrivati a bordo di 2 auto, una BMW e poi un Audi. La prima lanciata a tutta velocità si schianta contro un muretto e così il boato sconquassa la tranquillità di un assolato pomeriggio di fine maggio. Abbiamo sentito un forte botto e siamo subito corsi fuori perché abbiamo capito che c'era un incidente anche abbastanza pesante dal botto. E quello che abbiamo visto era abbastanza sconvolgente perché c'era un'auto di traverso della strada. Ma la cosa più preoccupante è che c'era una persona per terra piena di sangue e un altro che aveva in mano una spranga o qualcosa e sembrava che volesse creare una rissa o qualcosa del genere.
A svelare quella che sarebbe stata la causa scatenante di tanta violenza sono gli stessi protagonisti della scena, urlano, alcuni sembrano alterati. La macchina che si è fermata e mi ha detto questo della ragazza che l'avevano violentata. Quindi è un ragazzo che le ha detto questo o la ragazza? La ragazza non parlava. Era una ragazza italiana? Italiana, si vedeva. Il ragazzo le ha detto così. Sì, che è stata violentata, è stato il mio amico che me l'ha violentata, ha capito, mi ha detto. Al momento non risultano denunce per violenza sessuale, ma gli inquirenti non stanno lasciando nulla di intentato. A procedere il commissariato di polizia di Conegliano, intervenuto in via Raffaello con carabinieri, vigili del fuoco e SUEM 118, 2 le persone medicate. L'intervento dei residenti che hanno cercato di calmare gli animi ha forse scongiurato il peggio. C'erano 2 spranghe là via, una era anche sporca da sangue. Lei non ha visto però che le tenevano? No, avevo visto che c'era uno che alzava le mani e la signora lo ha tenuto un po'. Probabilmente hanno preso qualcosa dal cantiere che c'era laggiù, cantiere edile. Non credo che sia stata una cosa che si portavano dietro, ma comunque l'intenzione era quella di fare danni. Una scena brutta alle 4. Molto brutta, è stato abbastanza scioccante. Clamorosa svolta nell'inchiesta su Calearo Antenne. Il Tribunale del Riesame di Vicenza ha annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti di Massimo Calearo Ciman, Carlo Alberto Calearo Ciman, Eugenio Calearo Ciman e Luca Corazza. Sono stati restituiti i beni sequestrati ai 3 ex componenti del Consiglio di amministrazione della società di Isola Vicentina. La decisione porta la firma del collegio presieduto da Filippo Lagrasta. Colpo di scena nell'inchiesta sui finanziamenti pubblici alla Calearo Antenne. Il Tribunale del Riesame di Vicenza ha accolto le istanze presentate dagli avvocati Marco Dalben ed Enrico Ambrosetti, difensori di Massimo, Carlo Alberto ed Eugenio Calearo Ciman e il manager Luca Corazza, annullando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP all'inizio di maggio. La decisione è stata presa dal collegio della sezione penale composto dal presidente Filippo Lagrasta e dai giudici Laura Rigon ed Ettore Tisato. Il riesame ha disposto la restituzione dei beni sequestrati, immobili e conti correnti ai 3 ex amministratori della storica azienda di Isola Vicentina andata in liquidazione giudiziale. Si tratta di una svolta molto pesante nell'inchiesta aperta dalla Procura di Vicenza sui finanziamenti ottenuti dalla Calearo Antenne di Isola Vicentina, 7,5 milioni di euro attraverso Invitalia ed 1,5 milioni garantito da SACE. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli allora componenti del Consiglio di amministrazione avrebbero ottenuto il finanziamento pubblico rappresentando una situazione economica e industriale non corrispondente alla realtà. Per questo erano stati sequestrati beni per 2,5 milioni di euro ciascuno nei confronti di Massimo, Carlo Alberto ed Eugenio Calearo Ciman. Ora però il riesame, come sempre avevano sostenuto gli indagati che si dicono innocenti, ribalta tutto, almeno sul piano cautelare patrimoniale. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Sul punto l'avvocato Marco Dalben, legale dei Calearo, padre e figli, sottolinea. I miei assistiti hanno appreso con grande soddisfazione della decisione del Tribunale del Riesame ed ovviamente mantengono un approccio assolutamente collaborativo, la ferma volontà di chiarire le loro condotte e di spiegare come le stesse non abbiano integrato alcune ipotesi di illecito. Servizio di Ivano Tolettini e adesso vediamo, sempre restando così nell'ambito delle imprese, la CGIL che chiede all'istituzione interventi urgenti per tutelare i lavoratori dal caldo intenso, ordinanze per vietare il lavoro proprio quando i lavoratori si trovano in fabbrica nelle ore più pericolose per la salute dato il gran caldo.
Un picco di caldo anomalo, più compatibile con luglio che non con fine maggio, temperature superiori ai 30 gradi che rendono difficili le condizioni di lavoro di alcune categorie. Da qui la richiesta della CGIL alle istituzioni, province e comuni in primis di adottare interventi urgenti per tutelare lavoratori e lavoratrici maggiormente esposti ai rischi come rider, ciclofattorini, addetti alla logistica. Non è una questione di disagio, come dire, uno soffre il caldo, eccetera. C'è una questione di sicurezza, perché quando lo shock termico arriva produce dei danni che sono molto spesso anche irreversibili. Noi abbiamo chiesto alla Regione di istituire una norma, perché spetta alla Regione, di istituire una norma che metta in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori. Il sindacato chiede l'adozione di ordinanze specifiche che vietino il lavoro nelle ore più calde della giornata. Molti lavoratori, evidenzia la CGIL, non possono rifiutare una consegna senza subire conseguenze sulle future opportunità di lavoro. Per questo è indispensabile una tutela istituzionale concreta che metta al centro salute e sicurezza. Intanto il Consiglio del Veneto ha approvato all'unanimità la mozione per istituire la giornata regionale sulle morti sul lavoro. Ben venga, dice Visentin, ma all'interno di iniziative che intervengano concretamente. Ci devono essere passi concreti, azioni concrete, per cui segnali, per cui investimenti, per cui tutta una serie di operazioni che effettivamente vanno verso quella direzione dove si mette davanti il lavoratore, il cittadino, prima del prodotto, prima del guadagno. Allora in questo caso, se si interviene in questa modalità, sono segnali concreti che ci permettono di dire serve una giornata di ricordo, di commemorazione. Diversamente diventa un voler lavarsi la coscienza una volta all'anno. Adesso andiamo in Val Brenta, a Primolano, per la precisione, da Monica Smiderle con Renzo Rigon, perché è arrivato il Giro d'Italia e c'è, non so se sia già passato, ma insomma ci sono disagi per quanto riguarda la viabilità, il traffico bloccato. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, siamo in Val Brenta, precisamente siamo a Primolano, alle nostre spalle, a Fastro per la precisione, con noi c'è il sindaco di Val Brenta Luca Ferrazzoli. Alle nostre spalle, lo vedete, c'è il traguardo del Gran Premio della Montagna sulla storica salita delle scale di Primolano. C'è grande attesa, i ciclisti del Giro d'Italia arriveranno in realtà intorno alle 3:30, qui iniziano ad arrivare i tifosi, c'è sicuramente grande attesa, ci sono anche tanti disagi, ma insomma sindaco, parliamo adesso in prima battuta dell'arrivo, dell'attesa della carovana rosa. Sì, l'attesa sta crescendo, ovviamente come si diceva mancano ancora 3 ore, ma salendo la scala di Primolano insomma si cominciano a notare i vari tifosi colorati di varie nazionalità, insomma è sempre bello il Giro d'Italia. Partenza da Fai della Paganella, oggi arrivo a Pieve di Soligo, 171 km in attesa del grande tappone dolomitico di domani. Qui, come si diceva, il traguardo del Gran Premio della Montagna. Sì, Gran Premio della Montagna, diciamo per noi di questi luoghi è una montagna, per questi professionisti li si vede passare a una velocità talmente elevata, insomma, che fa invidia, però è uno spettacolo sempre bello. Poi comunque la posa del traguardo del Gran Premio della Montagna che assegna punti, quindi scatenerà gli interessati di quella classifica e quindi noi ci aspettiamo dello spettacolo qui a Fastro Bassanese. Tanto spettacolo, tanta passione sportiva, sicuramente l'abbiamo già respirata salendo qui sopra stamattina, ma c'è anche un altro aspetto, c'è la passione che dovranno, una giornata di passione che dovranno sopportare gli automobilisti, perché c'è la strada statale Valsugana, che sappiamo essere una delle arterie principali del Veneto per raggiungere Trento, che è completamente bloccata. Sì, questi sono i disagi
problemi che si hanno in un'arteria così importante. Ovviamente noi qui stiamo bene perché traffico non ce n'è. Il tema principale dei disagi sono legati a una manifestazione che ovviamente ha una rilevanza nazionale, ma mette ancora l'attenzione su una circostanza, e cioè che la statale 47 di fatto è l'unica alternativa attualmente alla 22 e che quindi la sua interruzione provoca determinati disagi importanti per chi viaggia, ma soprattutto per le attività economiche, e questo dimostra ancora una volta quanto necessario sia, a mio avviso, riflettere profondamente sulle strade da costruire e da sistemare nell'asse da Trento verso la 4 e la Pedemontana, perché giornate come queste, come in caso di incidente o quant'altro, ci hanno dimostrato quanto significativa e importante sia questa arteria. Senta Sindaco, diamo qualche informazione di servizio agli automobilisti. Se si deve andare verso nord, verso Belluno Feltre, c'è uno sbarramento a Romano De Zellino? Sì, c'è un filtraggio a Romano De Zellino e quindi verranno mandati chi può andare verso est, verso il Treviso, la Marca Trevisana. Ovviamente chi deve andare verso nord di qui non può passare, quindi l'alternativa è la 22, o se no attendere, quindi nel filtraggio che viene fatto, il blocco che viene fatto a Cismon. Fino a che ora, Sindaco, sarà chiusa la statale? Il passaggio più tardi è previsto 15:24, quindi ipotizzando poi la ripartenza e quant'altro, credo fino alle 16. Insomma, intanto c'è l'attesa per il passaggio dei ciclisti. Avviciniamo un tifoso. Buongiorno, lei è italiano? Buongiorno. Buongiorno. Da dove arriva? È ungherese? Ungherese. Se le dico Giro d'Italia, lei cosa mi dice? Sempre Giro d'Italia, mio cuore, Filippo Ganna e Ciccone. Insomma, direttore, come puoi capire c'è voglia di Giro d'Italia, ma insomma si dovrà attendere ancora qualche ora per il passaggio della Carovana Rosa. Ringrazio anche il sindaco Luca Ferrazzoli, la linea torna allo studio. Grazie molte Monica Smiderle e Renzo Rigon. Riprendiamo con la cronaca, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona. Anziani derubati in casa con un nuovo stratagemma. I ladri entrano con il topolino. Il topolino, stando all'Arena di Verona, sarebbe un decoder grazie al quale le serrature rimangono intatte, ma intanto i malviventi riescono a introdursi negli appartamenti e fare razzia. Ci mancava solo il topolino. Tragedia a Vazzola, stava lavorando nei campi quando è scivolato nel canale. Franco Pradal, 86 anni, è stato trovato morto, impigliato fra i rami. Era uscito nei campi per lavorare come faceva ogni giorno, ma all'ora di pranzo non si è presentato a casa. La moglie si è allarmata ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli operatori del SUEM 118 ed i carabinieri. Franco Pradal, 86 anni, è caduto nel canale Piavesella. Il corpo è stato trovato poco distante, incastrato tra i rami. Da una prima ricostruzione sembra che stesse tagliando l'erba proprio sulla sponda del corso d'acqua, forse un maloro dovuto al gran caldo o forse è scivolato. Vicino all'acqua il cappello che indossava l'anziano. Poco più a monte è stata trovata la carriola con l'erba. Il sindaco di Vazzola, che Pradal lo conosceva bene, è subito accorso in via Vare, dove è avvenuta la tragedia. Lui aveva la sua vigna e tutto il contesto attorno alla casa lo teneva in maniera splendida, un vecchio agricoltore di quelli che non si trovano più. Lei lo conosceva bene? Lo conoscevo molto bene perché è anche mio confinante, quindi c'era anche un rapporto che va oltre quello del sindaco cittadino. Un gran lavoratore, ci dice il primo cittadino. Una persona buona, disponibile, un grande lavoratore, gli uomini di una volta che non si trovano più. In un primo momento sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso Emergenza, poi la zona è stata sorvolata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago. Nel tardo pomeriggio il corpo dell'anziano è stato trovato, lasciando nello sconforto la famiglia e l'intera comunità. Il tragico incidente di Nervesa della Battaglia. Le indagini per identificare la vittima hanno portato a Pietro Nocera, 31enne del Modenese, di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa.
Uno schianto terribile lungo la Pontebana contro un ponticello in cemento. L'auto ha preso fuoco intrappolando senza scampo il passeggero. Dopo 3 giorni è stato identificato il corpo della vittima. Si tratterebbe di Pietro Nocera, 31 anni, originario di Modena. L'uomo si era trasferito nel Trevigiano nel 2024 per motivi di lavoro. Aveva trovato impiego come libero professionista nei call center che propongono contratti energetici. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Per l'ufficialità resta però la prova del DNA che sarà effettuata in queste ore. Non si esclude che possa essere svolto anche un esame autoptico nell'ambito del fascicolo per omicidio stradale che è stato aperto dalla Procura di Treviso a carico del guidatore trentenne di Tavagnacco. L'identificazione si è rivelata particolarmente complessa perché il rogo ha distrutto completamente i documenti presenti nel veicolo. La famiglia di Pietro Nocera è arrivata in queste ore nella Marca ed ha raggiunto il luogo dell'incidente. Rimane in gravi condizioni invece ricoverato in prognosi riservata il conducente della vettura, trentenne della provincia di Udine. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il gravissimo incidente è avvenuto dopo una serata tra amici. I 2 uomini si sarebbero conosciuti in un locale il giorno della tragedia. Poi sono saliti in auto a Nervesa della Battaglia, il drammatico incidente. L'auto, dopo una manovra di sorpasso, è uscita di strada finendo contro il ponticello. Le fiamme hanno avvolto immediatamente l'abitacolo. L'automobilista è stato estratto vivo, ma in gravi condizioni. Per il 31enne modenese non c'è stato nulla da fare. Servizio di Daniela Sizia. Non basta dire mi sono dimenticato la borsa nella chiesa con dentro una pistola, no? Si viene denunciati come è successo a un signore a Padova. Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, quartiere della Guizza a Padova. C'è una fermata del tram proprio a ridosso del Sagrato e all'interno della chiesa che ieri intorno alle 17 il parroco ha trovato una valigetta lasciata tra i banchi. Alla ricerca di capire chi fosse proprietario e perché fosse lì, la valigetta è stata aperta. Da qui un misto di sorpresa e paura perché all'interno c'era una pistola. Contattate le forze dell'ordine, nella chiesa dei Santi Angeli Custodi sono intervenuti i carabinieri del Norm, sezione radiomobile della Compagnia di Padova. Diverse le ipotesi sul tavolo, dall'abbandono alla dimenticanza a un atto intimidatorio. È bastato poco per capire quale pista seguire, perché nella parrocchia è tornato il proprietario, un uomo che vive nell'Alta Padovana, pronto a reclamare la valigetta e il suo contenuto. In possesso di regolare porto d'armi, per l'uomo è scattata la denuncia per la leggerezza della condotta. Dovrà rispondere di omessa custodia di armi, ritirata sia la pistola che la licenza. Una comunità unita, quella dei Santi Angeli Custodi, amata da tutto il quartiere. Così Anna, una volontaria. Noi abbiamo dei sacerdoti davvero meravigliosi che aiutano, cercano di aiutare appunto anche nei bisogni così quotidiani, per cui no, io non mi sento, certo che se succede a me è logico che mi prende la paura, però non è mai successo in 40 anni che sono qui ormai, e anzi è un bel vivere. Un riferimento per giovani e anziani. Alla chiesa io mi sono fatto la comunione qua, nel senso comunque è un ambiente molto familiare, molto insomma le persone ci tengono, ecco, al quartiere. Qui sono trascorsi gli anni infantili del mio bambino. Qui ho conosciuto i sacerdoti che l'hanno fondata e quindi la ritengo, in quanto chiesa parrocchiale, un punto di riferimento importante per tutti i cittadini. Servizio di Chiara Gaiani. Insulti razzisti al guardialine ivoriano residente nel Trevigiano durante la partita Nuova Monselice-Torre, valida per il campionato di promozione. 2 gli imputati, il processo si è chiuso con un patteggiamento e una condanna. Era il 29 settembre del 2024 quando a Monselice la partita tra la squadra di casa Nuova Monselice e il Torre del campionato di promozione era stata sospesa al 20° del secondo tempo. In campo da troppi minuti continuavano gli insulti razzisti nei confronti del guardialinee, un trentenne di origine ivoriana residente in provincia di Treviso. Le indagini della polizia avevano permesso di rintracciare 2 dei responsabili. Lo storico capo ultras del Monselice, 80 anni all'epoca dei
infatti, e un allora 67enne residente a Noventa Padovana. Per entrambi era scattato il daspo di 5 anni disposto dal questore di Padova Marco Dorisio. Il processo, che si è celebrato in tribunale a Padova, si è concluso invece con 2 esiti differenti. Il capo ultras, adesso 82enne, ha patteggiato una pena di 8 mesi. Il secondo supporter, ora 69enne, avendo compreso la gravità delle sue azioni e avendo posto le sue scuse all'assistente arbitrale, è stato prosciolto. Birra e spritz ai minorenni dopo la scuola, è stato sanzionato un barista, tutto è accaduto a Castelfranco Veneto. Gli agenti della polizia locale si sono finti clienti di un bar a Castelfranco Veneto ed hanno atteso la fine della scuola. Avevano notato che gli studenti prima di tornare a casa passavano per bere alcolici. Poco dopo una decina di minorenni, come facevano spesso, si sono accomodate ai tavolini del locale ed hanno chiesto birra e spritz. La pattuglia ha atteso di vedere se il barista chiedeva ai giovani i documenti, ma quando hanno visto un vassoio pieno di bevande alcoliche arrivare al tavolo non hanno potuto fare altro che intervenire. Gli studenti presenti sono stati identificati, mentre per il barista, visibilmente imbarazzato e incapace di dare giustificazione, è scattata una maximulta. Per la vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, la normativa prevede una sanzione amministrativa che va dai 250 ai 1.000 euro per ogni minorenne servito. Servizio di Daniela Sizia, continuiamo a dare notizia di incidenti stradali come avete visto, e i sindaci del Consorzio Nord-Est Vicentino fanno pressing sul Ministro dei Trasporti Salvini a proposito di autovelox e dicono la sicurezza stradale che deve essere una priorità. Chiediamo semplicemente regole chiare e definitive sull'omologazione degli autovelox per poter continuare a lavorare con strumenti pienamente legittimi, trasparenti ed efficaci, ovviamente a tutela dei cittadini e della sicurezza delle nostre comunità. Lo esprime senza se e senza ma il sindaco di Thiene in rappresentanza di tutti i sindaci dei 17 comuni afferenti al consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino, che guidano una popolazione complessiva di oltre 116.000 abitanti. Hanno sottoscritto una lettera indirizzata al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, missiva in cui mettono in luce, relativamente alle normative legate all'omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, una situazione di incertezza normativa che di conseguenza andrebbe a ripercuotersi sull'incertezza operativa per i comuni e per le polizie locali. Sottolineano gli sforzi e gli investimenti messi in campo negli anni sul territorio proprio per rafforzare la sicurezza stradale attraverso il monitoraggio dei tratti esposti alle criticità, sulla prevenzione degli incidenti e sulla tutela dei cittadini che le percorrono. Chiedono pertanto al Ministro che si definiscano quanto prima i contorni del quadro normativo legato agli autovelox e al loro utilizzo. Servizio di Luisa Bertini. Ieri sera a Focus abbiamo parlato di molte questioni, la Meloni che è intervenuta strigliando l'Unione Europea sul patto di flessibilità, le parole rivolte a Confindustria l'altro giorno, la riforma della legge elettorale. Sentiamo uno degli interventi di Roberto Marcato. Riallacciare il collegamento con il territorio, tu devi mettere uomini e donne che piacciono al territorio, punto. E con questo li costringi anche a tornare nel territorio. Lo spiego, i parlamentari stanno ascoltando, non so di dire tornare a casa a Roma, Zoba e sera e star a casa e andare al cinema. Tornare a casa al territorio vuol dire tornare il giovedì e venerdì, sabato, domenica andare da imprenditori, artigiani, associazioni, sindacati, ascoltare signora Maria, problemi, far questo. Ma se ti non te lo spieghi ti dice guarda che mi torno a Zoba mercato. Sì, ma no a casa tua a Sacramento. Ti devi a tornare a fare territorio, ok? Ecco, bisogna fare questo. Se tu lo fai a preferenze, li costringe a tornare sul territorio. Non avendo bisogno del voto, questi li vedi 2 mesi prima del voto e poi per 5 anni non li vedi più. Non dico tutti, ma molti hanno questa brutta abitudine. Per cui l'unico sistema che tu hai è quello di andare a preferenze e quindi costringere il parlamentare a dover mantenere quel cordone ombelicale di fiducia con il territorio che rappresenta.
Parole sante per avere dei parlamentari eletti dal popolo e non nei listini bloccati, nominati dai loro segretari del partito. A proposito di presenza sul territorio, si è detto, analizzando il risultato delle amministrative a Venezia, che Simone Venturini ha vinto proprio perché da 11 anni era sempre presente sul territorio, quindi è stato identificato come un politico che conosce tutti i problemi della città e che probabilmente li saprà anche risolvere. Ieri c'è stato un incontro anche commovente tra il nuovo sindaco Simone Venturini e l'ex sindaco Luigi Brugnaro, che ieri ha portato ancora la fascia all'inaugurazione del Salone Nautico. Per questo passaggio di consegne che è avvenuto proprio qui al Salone, questo passaggio. La 7ª edizione del Salone Nautico all'Arsenale, impreziosita dal coro della Fenice, sarà ricordata anche per il passaggio simbolico di testimone tra il sindaco uscente Luigi Brugnaro e il neosindaco Simone Venturini alla sua prima uscita ufficiale, davanti al presidente del Senato La Russa e il governatore Stefani. Un primo passaggio di consegna informale con l'impegno di portare avanti questa straordinaria manifestazione, non come Venezia soli, ma insieme anche alla Regione del Veneto, tutti gli amici, la Marina Militare, il Governo Nazionale, gli sponsor, Confindustria, la Camera di Commercio. È davvero una festa della città e della regione. Con totale sincerità, io ho dovuto battagliare per mettere il suo nome. Io ho detto, qualcuno voleva mettere un nome in un partito, ho detto non esiste. Questa città non è in grado, non accetterà mai un nome di un partito calato dall'alto. Puntualmente a sinistra che ha fatto questo, è proprio un classico. Ho dovuto convincere Simone a rischiare, per cui un applauso doppio a un ragazzo che ha messo tutta la sua vita nelle vostre mani. Io ho imparato da lui era già in politica, lui è più politico di me, sarà una gestione diversa, sarà la gestione Simone. Io domani, dopodomani, mi tolgo la fascia e sarà lui. Andate a domandare a lui. I pregi, i difetti, i problemi, i difetti sono roba sua. Per cui insomma, se mi chiamerà per consigli, eccetera, noi saremo io a disposizione sua, però farò la mia vita. Sempre che non accetti l'offerta di un posto a Roma dal Presidente del Senato. Giornata meravigliosa, ho avuto l'onore di esserci praticamente all'ultimo giorno di Luigi e il primo praticamente di Simone, una vittoria che meritano e che spero porti Venezia ancora più in alto. Venezia quest'anno è tornata in Serie A nel calcio, ma è rimasta in Serie A nella politica. Complimenti. Difficile per Brugnaro trattenere le lacrime in un momento per lui così significativo dopo 11 anni da sindaco e all'inaugurazione del Salone Nautico da lui fortemente voluta. Luigi ha fatto tanto per questo salone, tanto per questa città e ovviamente sarà una risorsa in termini di idee e di consigli. Io davvero voglio essere un sindaco che ascolta molto anche chi ha fatto esperienza prima di me e anche altri sindaci che in precedenza hanno ricoperto questo ruolo saranno da me interpellati davvero su tanti fronti. L'idea è sempre di più ascoltare quante più idee possibili e, come diceva San Paolo, proviamo tutto e teniamo ciò che è buono. I giovani oggi possono dare una marcia in più se hanno anche la capacità di ascoltare chi ha fatto esperienza prima di loro. Siamo un paese che invecchia e su questo però, ecco, il tema dell'invecchiamento anagrafico a questo tema deve corrispondere con grande impegno per le nuove generazioni, che io ho trasformato anche in una lista civica dei partiti della coalizione con tanti giovani candidati che hanno avuto anche un grande successo, quindi c'è voglia di partecipazione. Nel mio successo elettorale c'è anche una importante componente di voto giovanile, come in quello del successo elettorale di Alberto Stefani, quindi i giovani vogliono essere protagonisti ma vogliono essere ascoltati. E tra Stefani e Venturini ci sarà la massima collaborazione. Noi la prossima settimana ci vedremo non più da amici ma da presidente di regione e da sindaco di Venezia per scrivere insieme il futuro di questa straordinaria città. E ricorderete anche durante uno dei carnevali di Venezia si ironizzò, si fece molto. Io e Venturini siamo come Batman e Robin e subito è stata, diciamo, presa al volo da Venezia.com per fare diciamo, intervenire anche nella campagna elettorale. Vediamo.
5 chilometri, i nostri 2 vigili giovani si prendono il cappello in mano con la pistola e il manganello, 5 chilometri, questo si ferma, il nero si ferma, con la lingua fuori e fa: ma chi sia io? Siamo Batman! Questo insomma con l'intelligenza artificiale si è fatta anche così la campagna elettorale. Vediamo ancora sul Salone Nautico Servizio di Ilaria Marchiori. 300 imbarcazioni, oltre 200 espositori, yacht di ultima generazione, dai catamarani alle imbarcazioni tradizionali. Al via la 7ª edizione del Salone Nautico all'Arsenale. 5 giorni dedicati al mare con operatori del settore, cantieri, designer e appassionati provenienti da tutto il mondo, in uno scenario unico tra darsene storiche e spazi espositivi rinnovati. Un appuntamento che attrae ogni anno di più e che continuerà anche con la nuova amministrazione, come promesso dal sindaco Venturini insieme a Luigi Brugnaro sul palco, che ha già annunciato le date del prossimo anno. Insieme a Vela abbiamo pulito le tese che vedete, c'è qui, adesso vedete sì il sommergibile, ma qui c'erano soltanto erbacce. Il prossimo anno, e quindi dico la data, l'ho detta ieri, sarà dal 26 al 30 di maggio del 2027. Tutto a posto. Un'edizione che ci porta già a ragionare sulle future edizioni. Il sindaco Brugnaro ha ricordato che l'8ª è già finanziata, ma oggi è stata espressa una volontà politica di proseguire, di avere un rapporto più sinergico sulle fiere anche con la regione del Veneto, far crescere questo sistema fieristico. Noi lo facciamo crescere in termini qualitativi, una forte presenza della cantieristica veneziana nella Tesa 91 e con alcune imbarcazioni in acqua. Uno degli elementi che abbiamo raccontato in questi giorni è che proprio un cantiere veneziano ha realizzato le nuove scialuppe dell'Amerigo Vespucci. Confermata l'attenzione alla nautica sostenibile con un'area dedicata alle propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno, barche e motori in linea con la crescente attenzione verso la tutela dell'ambiente. Questo è sempre stato un leitmotiv di questo Salone Nautico. Anche quest'anno l'evoluzione dei motori ibridi elettrici a idrogeno continua, sia con imbarcazioni in acqua che si possono prodare, sia con quello che si può trovare a terra. E da Venezia andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani e dall'operatore Stefano Bozzi per l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale. A te Tiziana. Convergenza e condivisione sono queste le parole attorno a cui è ruotato questa mattina il Consiglio provinciale convocato per la convalida degli eletti. Il Presidente della provincia Marco Staunovo Polacco di fatto da oggi entra a pieno titolo nella gestione di questo mandato pur eletto un paio di mesi fa. Presidente, l'ultima volta che ci siamo visti c'era stato da parte sua diciamo così una sorta di out-out. Sembra invece che di fatto una maggioranza flebile lei l'abbia trovato in questi giorni di colloqui e di incontri? Allora, c'è sicuramente una disponibilità da parte della lista Obiettivo Provincia a ragionare sul programma e a costruire quindi un percorso di 2 anni insieme, e quindi sarà il lavoro che dovremo fare nelle prossime settimane prima dell'approvazione ovviamente del programma, che è poi quello che darà effettivamente il via alla legislatura, insomma, ecco, perché ovviamente ci sono i 90 giorni dalla proclamazione del Presidente per presentare il programma al Consiglio, e quindi quello sarà il momento in cui effettivamente verranno votate le linee, non le linee programmatiche ma il programma vero e proprio, e quindi aspettiamo insomma quel momento per definire maggioranze, minoranze eventuali o dichiarate poi magari da confermare poi appunto nel prossimo Consiglio provinciale. Lei comunque l'ha detto, lavorare in 6+1 o lavorare in 10+1 certo fa la differenza anche in un contesto che vede i consiglieri provinciali lavorare praticamente gratis.
Sì, assolutamente, insomma, questo l'ho detto sia durante le consultazioni dei giorni scorsi, sia oggi ovviamente, ma mi sembra che sia una cosa scontata il fatto che se si lavora in 6 si lavora per 6, se si lavora in 10 si lavora per 10, al netto che il lavoro dell'opposizione comunque è un lavoro, ma è un lavoro ovviamente soprattutto di controllo e di aiuto alla maggioranza per cercare di fare le cose nel migliore modo possibile, ma poi ci sono anche i lavori quotidiani e quello effettivamente a quel punto se lo dovrebbero sobbarcare solo ed esclusivamente le 6 persone che dovessero eventualmente accettare di entrare in maggioranza. Questo è un po' il ragionamento fatto, poi nessuno toglie ovviamente il ruolo all'opposizione che potrebbe comunque essere tranquillamente svolto anche all'interno di una condivisione del programma, perché tutti abbiamo dei pensieri diversi, anche all'interno della stessa maggioranza potrebbero comunque essere fatti valere idee diverse da quelle comuni. Tanto che le linee programmatiche, lei lo ha detto, possono essere anche convergenti, perché tutto ruota attorno il lavoro che deve essere fatto, trasporto pubblico, idro e la partita dell'idroelettrico, ma anche la questione della specificità che invece parte da lontano, dalla legge regionale 24 e quindi su questo anche bisogna fare in modo che si trovi una quadra. Sì, ma certamente gli argomenti sono importanti, ma sono poi comuni ai vari gruppi, insomma alle varie liste. È chiaro che il lavoro da fare adesso per la costruzione del programma è un lavoro di sintesi tra quello che è stato presentato dal Presidente in occasione della sua elezione, quello che è stato presentato dalle 2 liste, la civica, chiamiamo comunque obiettivo provincia e futura, e quindi bisognerà trovare poi una quadratura per costruire un programma che sia ovviamente il più comune possibile, perché le sfide ovviamente sono importanti, bisogna partire con il piede giusto cercando di avere un programma ovviamente più condiviso possibile. Scongiurata l'ipotesi che lei aveva fatto qualche tempo fa di dimissioni del Consiglio provinciale e anche del Presidente? No, ma del Consiglio provinciale quello è un problema dei consiglieri, non è un problema mio, nel senso che comunque se la maggioranza non ci dovesse essere le dimissioni sono quelle del Presidente, non certo quelle del Consiglio, che ha le sue ovviamente modalità di esprimere le proprie decisioni. Insomma, ecco, io ragionavo sul fatto che se non ci fosse una maggioranza all'interno del Consiglio sarebbe difficilissimo per un Presidente poter continuare in un percorso che di fatto sarebbe a ostacoli, insomma, ecco. Quindi siccome il mandato è limitato in termini di anni, non credo sarebbe una cosa saggia, insomma, procedere con un'eventuale assenza di maggioranza all'interno del Consiglio. Grazie a Tiziana Bolognani e all'operatore Stefano Bozzi. Adesso andiamo a San Pietro di Feretto perché sta arrivando il Giro d'Italia, quindi grande entusiasmo, ma ci sono anche i lavoratori dell'Electrolux a manifestare. Andiamo in diretta da Elena Dal Forno e da Simone Merlo. A te, Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta. Siamo proprio qui ai piedi dei Ca del Poggio a San Pietro di Feretto, dove vedete i lavoratori e le lavoratrici dell'Electrolux che stanno manifestando anche oggi contro questo piano industriale che ha previsto 1719 esuberi in tutta l'Electrolux in Italia e 400 solo nello stabilimento di Susegana. Siamo con la signora Giovanna Cirillo, FIOM Electrolux. Chiediamo proprio per quale ragione siete venuti qui al Giro d'Italia. Noi siamo arrabbiati, vogliamo il ritiro del piano per noi e per tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux. Lo chiediamo fermamente perché dietro quel numero ci sono delle famiglie, c'è una multinazionale che ha avuto dei soldi dallo Stato e lei deve presentarsi al tavolo con un nuovo piano industriale che rilanci gli stabilimenti, non che lasci le famiglie nella disperazione, perché noi questo adesso stiamo vivendo. E finché non ci sarà un ritiro del piano e qualcosa di concreto, noi non la smetteremo né di fare scioperi né di fare manifestazioni, perché siamo disposti a tutto pur di mantenere il nostro posto di lavoro. Ecco, pensa direttore che loro sono arrivati qui, ma altri arriveranno dopo la chiusura del turno di lavoro che è alle 14. Sì, alle 14 arriveranno i lavoratori dall'azienda, che loro stanno adesso lavorando e quindi arriveranno qui per far capire che siamo arrabbiati e che siamo in tanti. Quindi oggi facciamo questa manifestazione
Nella stessa giornata di oggi c'è un coordinamento Fiam-Electrolux che deciderà quali sono le iniziative da prendere per poi arrivare all'incontro del 15 al Ministero, dove si spera che l'azienda venga con un ritiro del piano, perché così noi non lo accettiamo. Ecco, proprio il ministro Urso ha detto che fino al 15 giugno ha dato tempo a Electrolux per ripensare questo piano industriale. Ricordiamo anche che non è solo lo stabilimento di Susegana, ma è anche quello di Porcia e anche quello delle Marche, dove è prevista addirittura la chiusura totale. La vostra paura è proprio questa, che in realtà Electrolux voglia chiudere? La nostra paura è questa, perché dal piano così come lo ha presentato in questo momento presenta la chiusura dello stabilimento delle Marche, ma poi ridimensiona tutti gli altri e ridimensiona e ci toglie anche dei pezzi da fare, e quindi così gli stabilimenti in Italia non staranno in piedi, ed è per questo che noi siamo disposti a tutto e siamo arrabbiati, perché non possiamo permettere che la multinazionale abbandoni il paese. Per questa è la nostra rabbia. Ecco, non è neanche una crisi, diciamo, del bianco totale, perché Electrolux è addirittura in profitto. Sì, lei è in profitto, vuole dare ulteriori soldi agli azionisti, ed è per questo che taglia su di noi lavoratori. Questo noi non glielo permettiamo. Qui vanno licenziati i dirigenti e chi ha presentato questo piano, perché così è inaccettabile. Ecco, direttore, è proprio qui da Ca' Poggio, dal Giro d'Italia, oggi i lavoratori lanciano un messaggio a tutto il Paese, perché questa non è una crisi semplicemente di un territorio, è una crisi nazionale, è una crisi industriale. Dunque il messaggio deve essere chiaro e forte, non si può abbandonare un territorio, un'azienda, delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori che su questo territorio hanno fatto la loro vita. Ricordiamo che c'è gente che lavora qui da una vita. Sì, c'è gente che lavora qui da 30 anni, 40 anni, c'è gente che ha fatto proprio la sua vita in fabbrica, che ha dato tanto sia come lavoro ma anche come idee, come aiuto, come tutto. Mi preme segnalare anche che ci sono le lavoratrici della mensa, ci sono l'indotto delle pulizie, ci sono le fabbriche che lavorano qua vicino, che avranno le ripercussioni di questo forte ridimensionamento, e quindi non solo si lotta per noi stessi ma si lotta anche per il territorio. Quindi questo è il messaggio che va dato e deve essere forte. Bene, noi con questo messaggio forte e che vogliamo dare anche noi come Rete Veneta restituiamo la linea e casomai ci sentiamo più tardi da Ca' Poggio, proprio invece per parlare di sport e di una giornata che gli appassionati attendevano da un anno. Grazie Elena Dal Forno, Simone Merlo per la parte tecnica. Adesso restiamo nell'ambito delle imprese, perché oggi alle 17 a Vicenza si parlerà delle politiche di inclusione nelle aziende del gap gender. Ne parleremo tra pochissimo con la presidente di INAB, Elisabetta Pieragostini. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a lei, ci colleghiamo dopo la pubblicità tra pochissimo, grazie. Torniamo in diretta da Elisabetta Pieragostini, presidente di INAB, perché questo pomeriggio dalle 17 un convegno a Vicenza, a Palazzo Bonin Longana, in Piazza del Castello, sulla prima ricerca nazionale sullo stato delle politiche di inclusione adottate dalle aziende. Praticamente si parla di cosiddetto gender gap, Presidente. Ci può così riassumere un po' quali sono stati i risultati di questo studio? Beh sì, questa salva innanzitutto nasce dall'idea di andare oltre la percezione e iniziare a leggere un fenomeno sulla parità di genere attraverso i dati concreti, perché la UNIPDR 125, che è il sistema di gestione per la parità di genere, nasce il 16 marzo 2022, quindi ad oggi secondo noi era doveroso comprendere a che punto siamo, a che punto sono le organizzazioni, quali sono gli elementi di miglioramento che ha portato questa prassi di riferimento
momento e quali sono ancora le cose da fare e i gap che si presentano all'interno delle organizzazioni. Per esempio, un dato che abbiamo visto importante è che sulle PMI c'è una maggiore presenza di donne nella leadership, a differenza invece delle grandi aziende. Quindi questo è un dato, se vogliamo, da una parte anche rassicurante. E un altro dato importante riguarda la conciliazione vita-lavoro. Qui c'è un gap sul quale bisogna lavorare e sul quale questa Sarvi è nata con il patrocinio di UNI insieme a loro, e proprio UNI ha redatto una prassi, la PDR 192, ora il 14 aprile del 2026, per andare a colmare questo gap. È sempre più importante poter aiutare soprattutto le donne, perché sono quelle che si dedicano maggiormente alla cura, a cercare appunto di non dover più scegliere tra la vita personale e la vita professionale, perché oggi questo è un dato invece che emerge ben evidente dalla survey. Ecco, è molto interessante, soprattutto qui nel nord-est, dove le PMI sono in gran maggioranza, il dato addirittura a volte si trova il 50% delle donne al vertice, con una prevalenza femminile del 31,82 rispetto a un dato che crolla invece nelle grandi aziende. Perché questo? C'è una ragione, cioè le aziende forse a conduzione familiare poi sono più facilmente gestibili da magari le figlie del fondatore. Che cosa succede? Sì, esatto. Beh, diciamo che nelle PMI in genere il passaggio generazionale, no? Anche se è difficile, però a volte in alcuni aspetti è anche più semplice, e quindi un po' questo è il dato per cui le donne sono più presenti in queste organizzazioni anziché nelle grandi, dove c'è un processo di carriera. Per quello le sottolineavo prima del problema della conciliazione vita-lavoro, perché le donne spesso sono costrette a scegliere ancora, certo, e sono quelle più svantaggiate nei percorsi di carriera, soprattutto nelle grandi aziende o nelle multinazionali. In genere si tende sempre a scegliere un uomo rispetto a una donna. Senta, e per quanto riguarda, diciamo, i livelli retributivi, anche qui le donne sono sfavorite, no? Sì, sono sfavorite, e questa prassi innanzitutto ci permette di focalizzarci proprio sull'equità remunerativa. Che cosa significa? Che a parità di mansione e di livello uomo e donna devono avere la stessa retribuzione di base. Da questa survey è emerso comunque che perlomeno le aziende che hanno risposto, quasi 180, sono tutte consapevoli che all'interno delle loro organizzazioni non c'è questo gap. Ora poi bisognerebbe indagare meglio e comprendere se non c'è perché non ne sono a conoscenza, o sicuramente perché hanno implementato questa prassi che attenziona molto l'equità remunerativa. Quindi è un dato significativo, ma è un dato sul quale bisogna ancora lavorare, perché il gap è presente in tante organizzazioni. Ma ora, con il decreto magari di trasparenza che entrerà in vigore la prossima settimana, questo si dovrebbe ridurre quantomeno. Grazie alla Presidente Elisabetta Pieragostini. Ricordiamo questo rapporto che sarà presentato alle 17 oggi a Vicenza, al Palazzo Bonin Longana in Piazza Castello. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, altrettanto, arrivederci. Grazie molte. Allora andiamo di nuovo in pubblicità e poi riprendiamo un paio di minuti. Uno strano fuori programma a Palazzo Moroni, sede del municipio a Padova. Uno sciame d'api ha trovato il proprio habitat in una delle fioriere della scalinata, ma è dovuto intervenire un apicoltore. Forse pensavano di aver trovato casa nella casa dei padovani. Sì, perché questo sciame d'api si trovava proprio su un vaso nell'iconica scalinata di Palazzo Moroni, la sede comunale di Padova. Dopo un primo momento di stupore, lo sciame è stato delimitato ed è stato contattato un apicoltore per rimuoverle e posizionarle in un luogo più idoneo. Ad intervenire il signor Guglielmo Massaro, apicoltore per hobby, che con la sua attrezzatura in poco più di 15 minuti ha rimosso lo sciame che si era depositato sulla scalinata.
Dalla fine di aprile ai primi di giugno è normale le api sciamino seguendo le proprie nuove regine, soprattutto se lo sciame è un po' affollato. In questo caso particolare le regine erano due, la più anziana ha accompagnato lo sciame sulla scalinata, mentre la più giovane ha volato alto fino al tetto, dove non rappresenta un pericolo per le persone. Lo sciame quindi sarà rimosso nelle prossime ore con un'autoscala. Servizio di Francesco Rattai. Intanto stanno arrivando i girini, il Giro d'Italia nella Marca. Andiamo a Cadelpoggio, torniamo da Elena dal Forno. A te Elena. Sì, direttore, eccoci di nuovo proprio sul muro di Cadelpoggio, questa famosissima salita ormai da qualche anno entrata nel circuito del Giro d'Italia, oggi 18ª tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, dove poi ci sposteremo, ma come vedete sul muro di Cadelpoggio già cominciano a salire i ciclisti per provarsi in questa impresa straordinaria di salire i 243 metri della salita per il 19% di pendenza ad una velocità diciamo non proprio come quella dei corridori, ma insomma almeno uno ci prova. Come vedete proprio qui dalle immagini di Simone Merlo si comincia anche a fare festa, perché naturalmente il Giro è socialità, è convivialità, è amicizia, è spirito diciamo di gruppo, come insegnano proprio le squadre che corrono qui proprio sul muro. Vedete costicine, panini, il prosecco immancabile e soprattutto la festa, la musica e tanta gente che sale qui proprio per vivere una giornata particolare. E adesso andiamo a sentire proprio da una delle associazioni, dal Presidente, come stanno vivendo questa giornata. Come si sta vivendo, Presidente, questa giornata? Bene, siamo contenti, stiamo aspettando il grosso dell'afflusso perché è ancora presto, ma la prospettiva è molto buona, è molto calda ma molto buona. Voi vi allenate un anno come ciclisti per questa giornata? Più o meno sì, diciamo dai, cerchiamo di fare il nostro meglio, sì. Ecco, allora poi questa sera nei nostri telegiornali ovviamente daremo conto anche della tappa, ovviamente in maglia rosa il danese Jonas Vingegaard, tallonato da Felix Gall l'austriaco, e proprio sopra a Cadelpoggio abbiamo trovato un gruppetto di ciclisti austriaci che ci ha detto che oggi uccideranno, tra virgolette, il danese per far vincere il loro corridore. Vedremo com'è andata questa sera. A te, direttore. Grazie Elena del Forno e Simone Merlo da Cadelpoggio con il Giro d'Italia in arrivo. Ci eravamo collegati prima anche con la Val Brenta, dove appunto c'erano stati anche lì blocco del traffico, insomma quando arriva il Giro ci sono sempre c'è entusiasmo ma anche qualche disagio. E intanto a proposito di biciclette, al via a Padova il nuovo servizio di bike sharing che sembra sia più accessibile per quanto riguarda i prezzi. Cambia la gestione del servizio che ha in appalto la micromobilità a Padova. Con il 1° giugno entreranno in servizio 1000 biciclette a pedalata assistita, 500 a pedalata muscolare, 700 monopattini elettrici. A questi si aggiungono più di 1000 mezzi destinati ai comuni della comunità metropolitana di Padova che hanno aderito al progetto per realizzare una rete di mobilità lenta e sostenibile. Lenta ma efficace, una mobilità comoda per muoversi in città con prezzi iperscontati per i residenti a Padova. Tra l'altro con il nuovo servizio c'era la possibilità con un unico abbonamento di utilizzare bici muscolari, bici a pedalata assistita e monopattini e quindi con una unica app un modo un po' più comodo per spostarsi in maniera veloce ma soprattutto anche particolarmente economica. L'accordo firmato con il nuovo gestore del servizio prevede tariffe migliori rispetto alla precedente gestione. Ci saranno delle tariffe particolarmente vantaggiose per i residenti, per cui non crediamo che ci sarà questo rischio, anche perché oltre alle tariffe promozionali, se le tariffe sono troppo alte ovviamente il mezzo non viene usato, quindi è nell'interesse di tutti mantenere le tariffe basse partendo dalle tariffe prestabilite che ci sono e ci saranno per tutta la durata del servizio. Si rinnoverà quindi la flotta delle biciclette in sharing con anche 2 novità. Ci saranno disponibili 15 cargo bike e 2 handbike.
Alcune caratteristiche importanti: i monopattini hanno una pedana più corta per disincentivare l'andare in due, per esempio. La bici muscolare ha un cambio a 3 marce, anche per favorire, diciamo, salite, discese o quant'altro. La bici, la pedalata assistita ha addirittura il portatelefono che ricarica il telefono, quindi mentre si usa il navigatore non si deve scaricare la batteria. Tutti degli accorgimenti che abbiamo preso per la sicurezza e per il comfort di residenti e turisti che vorranno utilizzare i mezzi in sharing per muoversi in città. Il futuro del trasporto pubblico locale nel Bellunese: la Regione ha ridisegnato la cosiddetta governance in Veneto e si temono ricadute sui territori a partire dall'ipotesi di un bacino che accorpi Treviso e Belluno. Nessun taglio ai servizi, nessuna penalizzazione territoriale, nessun trasferimento di risorse da una provincia all'altra. Con queste richieste si è aperto il tavolo a Palazzo Piloni convocato dal presidente Staunovo Polacco su richiesta dei sindacati che si battono su 3 imprescindibili priorità: tutela del diritto alla mobilità dei cittadini, qualità del servizio, valorizzazione del personale. In ballo c'è la specificità del territorio bellunese. Soprattutto la specificità di questo territorio, soprattutto perché non è paragonabile al resto del Veneto. Appunto è questa qua la tematica. La nostra preoccupazione è appunto di mantenere quello che attualmente ci sembra non si stia mantenendo. Mantenere la specificità del territorio è rivolta proprio a cercare di tenere un servizio quanto più utile alla cittadinanza, anzi implementarlo, visto che negli ultimi anni a causa delle varie vicissitudini abbiamo perso servizi sul territorio. Noi siamo per garantire i servizi sul territorio. Il territorio, come ha tantissime specificità e diversità rispetto a tutti gli altri, diciamo, le altre province, è giusto che vengano rispettati i servizi all'utenza. Deve andare più il servizio più che altro per i giovani e gli anziani che attualmente fanno fatica a uscire. Ecco, che un domani questa nuova tipologia che la Regione Veneto vuole fare, e cerchiamo di tenere la nostra identità bellunese. Nel frattempo sia Dolomiti Bus per Belluno che a MOM per Treviso i sindacati sono pronti a chiedere il reinvestimento degli utili di bilancio, cogliendo l'opportunità rappresentata dalla nuova centralità del trasporto pubblico locale affermata nella riforma. Forte richiamo alla prudenza, quello del presidente della provincia. È un tema su cui bisogna stare attenti e quindi valutare se le varie soluzioni proposte o messe sul tavolo portino come minimo appunto un mantenimento del servizio o meglio un miglioramento. Insomma, ecco, questa è la base di partenza su cui dobbiamo discutere. Il territorio, tramite i suoi rappresentanti in Consiglio provinciale e i sindaci, sarà chiamato al confronto. Poi se sia meglio rimanere da soli in un bacino per i fatti suoi, quindi con un'agenzia per i fatti suoi, oppure se sia opportuno, conveniente andare a fare delle alleanze con altri territori, questo lo valuteremo dal punto di vista tecnico e politico, ovviamente, però con un approfondimento e non solo con una presa di posizione senza avere dei numeri alla mano. Lo scontro del governo con l'Unione Europea, l'altro ieri le parole durissime di Giorgia Meloni sostenuta da Confindustria e poi la richiesta da parte del nostro governo di allentare il patto di stabilità, di avere una maggiore flessibilità per far fronte ai costi del caro energia. Sentiamo il commento di Massimo Colomban, fondatore di Permastelisa, uno dei grandi imprenditori del Nord-Est, che tra l'altro ha investito molto sul castello di Castelbrando, che è diventato ormai un simbolo per l'intero territorio a Cison di Valmarino. Sentiamo. Sburocratizzare. Potremmo dare l'esempio come Italia. Io mi ricordo con il ministro Nordio, quando si parlava da giovani, che si diceva bisognerebbe fare che ogni nuova legge ne esclude, ne cancella 10, cioè facciamo un accorpamento di leggi, quindi cancelliamo ad ogni nuova legge almeno 9 e così dobbiamo imporre all'Europa. Inutile che normiamo, siamo il continente della normativa. Un'ipertrofia legislativa che strozza le imprese, questo resta il nemico per chi vuole continuare a investire in Italia e in Europa. Massimo Colomban, imprenditore tra i più visionari innovativi a Nord-Est, lo sa bene.
Io con Permastilisa mi ricordo che ho rinunciato a chiedere finanziamenti e spendavamo 20 milioni l'anno solo di innovazione e ricerca. Quindi dobbiamo, come Veneti, come Nord-Est Italia, guardare un po' oltre. E sicuramente Colomban continua a guardare oltre e lo fa investendo ulteriormente nella sua creatura forse più iconica, quel Castelbrando diventato ambasciatore silenzioso dei Colli UNESCO e più in generale del Made in Italy. Da qui il nuovo teatro tenda, 1000 metri quadrati e nuove tecnologie, scenografia ideale per grandi eventi aziendali. Spero che i miei colleghi imprenditori capiscano sempre di più che non servono solo le fiere, noi lo chiamiamo oltre le fiere, magari fanno una fiera un anno e poi fanno un Pro Expo l'anno successivo, alternano le fiere a una fidelizzazione molto più centrata sui loro clienti, sui loro venditori, paga molto di più. Io ho puntato nel turismo business e leisure come viene chiamato, internazionale, il 50% dei nostri clienti sono internazionali. Turisti che da oggi potranno ammirare anche le opere di artisti del territorio, dallo scultore Pietro Colmellere con la sua rivisitazione del San Martino nella chiesa del castello, ai lavori del fabbro artistico Loris Barro, un'immersione nella storia per guardare al futuro. Sabato 30 la serata inaugurale del nuovo corso con il Brando Music Fest, lo stesso Colomban non resterà mani in mano. Mama, take his love for me. I can't use it anymore. E anche un musicista, Massimo Colomban. Vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Fabio Crea, Michela Morellato, Francesco Pontelli, Laura Puppato, Giustina Renier, Stefano Valdegamberi e Cristian Zara. Non perdetevi l'appuntamento intorno alle 21:20 con Focus. Ovviamente parleremo di tutte le questioni sul tappeto, torneremo sui risultati delle amministrative e molto altro ancora, seguendo i vostri SMS, i vostri WhatsApp, che sono sempre tantissimi. Grazie ai nostri registi Francesco Ceronna e Andrea Basso e buona giornata, arrivederci.